Torniamo a parlare anche oggi di Valsugana a pedaggio, perché i comuni di Cismona e San Nazario hanno steso e approvato le rispettive osservazioni su progetto preliminare e studio di impatto ambientale, amministrazioni però spaccate sull'ipotesi della galleria unica. Quella che per San Nazario è la soluzione meno impattante, per Cismona al contrario è una proposta da respingere senza se e senza ma, distruttiva per il territorio e sproporzionata rispetto alle necessità. L'ipotesi della cosiddetta galleria lunga divide le due amministrazioni, che lunedì sera hanno approvato contemporaneamente nei rispettivi consigli comunali le osservazioni al progetto preliminare della Valsugana a pedaggio. In alternativa al traforo, San Nazario propone di bypassare San Marino e Rivalta con un tunnel unico, abbattendo comunque i viadotti tra le due frazioni e mantenendo l'uscita tra Rivalta e Pian dei Zocchi. Categorico il no alla discenderia a nord del centro, a ridosso di Contrada Pianari. Sarebbe una devastazione ambientale e sociale. Per evitarla, San Nazario suggerisce di spostare il cantiere nella cava miniera di Carpanè. E se, nonostante questo netto rifiuto, la discenderia verrà realizzata, San Nazario pretende 2 accessi completi all'attuale statale e un nuovo campo sportivo. Tra le compensazioni chieste da Cismona, invece, attraversamenti, marciapiedi e un ponte sul Brenta in prossimità dello svincolo a sud del paese e un sottopasso tra via Roma e via Latifondi. Capitolo a parte gli esoneri dal pedaggio, non solo per i residenti della valle. Secondo entrambi i comuni, il transito tra Carpanè e San Marino dovrebbe essere gratuito per tutti, onde evitare che il traffico si riversi sull'attuale 47 o in destra Brenta.